Presidente. Presidente, buongiorno. Banda interforze, bandiere di guerra, brigata di formazione, pronti per la rassegna. Particolarmente lieto di celebrare a Trieste, in questa magnifica piazza così ricca di storia e di cultura, la giornata dell'unità nazionale e delle forze armate, che quest'anno coincide con il centenario della conclusione vittoriosa della Grande Guerra. Trieste, profondamente italiana ed europea, città di confine e di cerniera, città cara a tutta Italia. Trieste, capitale di più mondi, storia di tante storie, è insieme un simbolo e una metafora della complessità e delle contraddizioni del Novecento. Saluto con affetto i triestini e con loro tutti gli italiani. La Repubblica celebra qui la vittoria e la conclusione di quella guerra che sancì il pieno compimento del sogno risorgimentale dell'unità d'Italia con l'arrivo a Trieste dell'Audace e della Grecale, della nostra Marina e con l'ingresso dell'esercito a Trento. Lo facciamo con orgoglio legittimo e compassione, senza trascurare la sofferenza e il dolore che hanno segnato quella pagina di storia. Lo facciamo in autentico spirito di amicizia e di collaborazione con i popoli e i governi di quei paesi i cui eserciti combatterono con uguale valore e sacrificio accanto o contro il nostro. Saluto i loro rappresentanti che sono qui con noi oggi in Piazza Unità ed esprimo riconoscenza per la loro significativa presenza. Celebrare insieme la fine della guerra e onorare congiuntamente i caduti, tutti i caduti, significa ribadire con forza, tutti insieme, che alla strada della guerra si preferisce sviluppare amicizia e collaborazione, che hanno trovato la più alta espressione nella storica scelta di condividere il futuro nella Unione Europea. La guerra, le guerre sono sempre tragiche, anche se combattute, come fu allora per tanti italiani, con lo storico obiettivo di completare il percorso avviato durante il Risorgimento per l'unità nazionale. Lo scoppio della guerra nel 1914 sancì, in misura fallimentare, l'incapacità delle classi dirigenti europee di allora di comporre le aspirazioni e gli interessi nazionali in modo pacifico e collaborativo, anziché cedere, come invece avvenne, alle lusinghe di un nazionalismo aggressivo che si traduceva nella volontà di potenza, nei cosiddetti sacri egoismi e nella retorica espansionistica. Come ha scritto Claudio Magris, ogni paese pensava di dare una piccola bella lezione al nemico più vicino, ricavandone vantaggi territoriali o d'altro genere. Nessuno riusciva a immaginare che la guerra potesse essere così tremenda, specialmente per le truppe al fronte, e avere una tale durata. La Grande Guerra, che comportò il sacrificio
di oltre 10 milioni di soldati e un numero altissimo rimasto imprecisato di caduti civili non diede all'Europa quel nuovo ordine fondato sulla pace, sulla concordia e sulla libertà che molti, con sincere intenzioni, avevano auspicato o vagheggiato. La guerra non produsse, neppure per i vincitori, ricchezza e benessere, ma dolore, miseria e sofferenze, nonché la perdita della primaria rilevanza dell'Europa in ambito internazionale. La guerra non risolse le antiche controversie tra gli Stati, ma ne creò di nuove e ancor più gravi, facendo sprofondare antiche e civili nazioni europee nella barbarie dei totalitarismi e ponendo le basi per un altro, ancor più distruttivo, disumano ed esacerbato conflitto mondiale. Gli errori gravi ed evitabili delle classi dirigenti del secondo decennio del Novecento e una conduzione della guerra dura e spietata degli altri comandi non debbono e non possono mettere in ombra comportamenti eroici dei soldati e il loro sacrificio compiuto in nome degli ideali della patria. Un'esperienza di valore, di mobilitazione, di solidarietà, di adempimento del dovere. Non lontano da qui, nella terribile petrale del Carso, così come su tutte le zone del fronte, dai monti fino al mare, si scrissero pagine indimenticabili di valore, di coraggio, di sofferenza, di morte e di desolazione. Nel buio delle trincee, nel fango, al gelo, micidiali e sempre più perfezionati armamenti, uniti alla fame e a terribili epidemie, mietevano ogni giorno migliaia di vittime, specialmente tra i più giovani. Tra i soldati italiani 1 su 10 perì in battaglia o in ospedale. Stesse percentuali, se non maggiori, si calcolarono negli altri eserciti, alleati o nemici, e non si contarono i mutilati, gli invalidi, i dispersi, i prigionieri. Uomini di ogni età, provenienti da ogni parte d'Italia, di differente estrazione sociale e livello culturale, si trovarono, per volontaria decisione o per obbedienza, uniti nelle trincee, nei terribili assalti, nelle retrovie, sotto le minacce dei bombardamenti, dei gas, dei cecchini. I soldati italiani trovarono, ciascuno a suo modo, dentro di sé, la forza di resistere e di sostenere con coraggio e con dedizione prove durissime, spesso ben oltre i limiti dell'umana sopportazione. Desidero anche citare i molti italiani, abitanti delle terre allora irredente, che furono inviati nella lontana Galizia, dove combatterono e tanti perirono con la divisa austro-ungarica. Dobbiamo ricordare oggi tutti i soldati e i marinai, tutti e ciascuno, i più intrepidi certamente, animati dallo sprezzo del pericolo e dalla forza della volontà, i tanti eroi, quelli riconosciuti e quelli rimasti sconosciuti, ma anche i rassegnati, gli afflitti, quelli pieni di timore. La morte e il sacrificio sono la cifra della guerra che unisce tutti i soldati, facendo gravare su di essi le sofferenze che provoca. Come si volle scrivere nel dopoguerra immediato, conferendo la medaglia d'oro al milite ignoto, anche oggi vogliamo onorare, come si scrisse allora, lo sconosciuto, il combattente di tutti gli assalti, l'eroe di tutte le ore, che ovunque passò o sostò, prima di morire, confuse insieme il valore e la pietà. Soldato senza nome e senza storia, egli è la storia del nostro lungo travaglio, la storia della nostra grande vittoria, così quella motivazione. Desidero richiamare il ricordo di un soldato semplice, di nome Vittorio Calderoni. Era nato in Argentina nel 1901 da genitori italiani emigrati. Soltanto a 17 anni si imbarcò per l'Italia per arruolarsi e combattere nell'esercito italiano. Morì per le ferite ricevute a guerra ormai finita nel novembre 100 anni addietro.
ritengo doveroso ricordarlo qui. In questa stessa piazza, dove 80 anni fa, fu pronunciato da Mussolini un discorso che inaugurò la cupa e tragica fase della persecuzione razziale in Italia, perché Vittorio Calderoni era ebreo, il più giovane tra i circa 400 italiani di origine ebraica caduti nella Grande Guerra. Vittorio Veneto fu l'atto finale di una guerra combattuta con coraggio e con determinazione da un esercito dimostratosi forte e coeso nel sapersi riprendere dopo la terribile disfatta di Caporetto, dovuta anche a gravi errori nella catena di comando e non certo attribuibile a viltà dei nostri soldati. Nel momento cruciale, nei soldati prevalse il desiderio di riscatto, di unità, l'amor di patria, e il contributo del valoroso esercito italiano fu determinante per gli esiti vittoriosi della coalizione alleata. Il fronte orientale fu il primo a cedere sotto la spinta italiana e a indurre gli imperi centrali a sollecitare l'armistizio. Seguì, una settimana dopo, il fronte occidentale. Prima di venire qui a Trieste, sono andato a rendere omaggio ai caduti raccolti nel Sacrario di Re di Puglia. In quel luogo, accanto alle 100.000 e più tombe di soldati italiani, uomini di ogni età e di ogni provenienza, ce n'è una soltanto, dove riposa il corpo di una donna. È la tomba di Margherita Kaiser Parodi Orlando. Era una crocerossina, di famiglia borghese, partita per il fronte quando aveva appena 18 anni. Morì 3 anni dopo di spagnola, dopo aver assistito e curato centinaia di feriti. Accanto al suo, desidero ricordare un altro nome, quello di Maria Plosner-Mentir, di umili origini, medaglia d'oro al valor militare, madre di 4 figli, uccisa da un cecchino nel 1916. Era una delle tante portatrici della Carnia, donne che liberamente e coraggiosamente raggiungevano le prime linee per portare ai nostri soldati cibo, vestiario, munizioni. Desidero ricordare un'altra donna, la regina di allora, Elena, che durante la guerra si prodigò come infermiera, ospitando nel Palazzo del Quirinale un ospedale da campo per ricoverare e curare feriti e mutilati. Una borghese, una donna del popolo, la regina. Desidero ricordarle come rappresentative di tutte le donne italiane che lottarono al fronte o nelle fabbriche, che crebbero da soli i propri figli, che si prodigarono per cucire abiti, procurare cibo o assistere feriti e moribondi. Senza le donne quella vittoria non sarebbe stata possibile. Le donne, gli anziani, i bambini, i disabili combatterono un'altra guerra, meno cruenta forse, ma non per questo meno coraggiosa e meno carica di lutti e di sofferenze. E anche oggi, del resto, donne, anziani e bambini sono le vittime più fragili di ogni guerra e di ogni conflitto. La Grande Guerra non riguardò soltanto i soldati. Distruzioni, patimenti e fame si abbatterono anche sulla popolazione civile, in particolare nelle zone del Veneto e del Friuli occupate dopo la ritirata di Caporetto. Nel giorno dell'unità nazionale tutto il popolo italiano si stringe con riconoscenza attorno alle forze armate. Unitamente a loro, così come accadde nel corso della Grande Guerra, è presente la Guardia di Finanza. La loro storia, costellata da tantissimi episodi di eroismo, prosegue fino ai giorni nostri, nel solco delle più nobili tradizioni, ed è proiettata nel futuro, con i medesimi caratteri, dedizione, altruismo e passione. La Costituzione italiana, nata dalla Resistenza, ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle controversie, privilegia la pace, la collaborazione internazionale, il rispetto dei diritti umani e delle minoranze. Le nostre forze armate sono parte fondamentale di questo disegno e sono impegnate per garantire la sicurezza e la pace in ambito internazionale, rafforzando il prestigio dell'Italia nel mondo. Mentre celebriamo questo importante anniversario, 5.600 militari italiani
sono impiegati all'estero in missioni di pace delle Nazioni Unite, dell'Alleanza Atlantica, dell'Unione Europea, con grandi o piccoli contingenti. Ad essi si aggiungono quasi 8.000 militari impegnati sul territorio nazionale per l'operazione Strade Sicure e nel Mar Mediterraneo per Mare Sicuro. A tutti loro esprimo la più ampia riconoscenza e la vicinanza del Paese. Grazie per quello che fate e grazie alle vostre famiglie che sono giustamente orgogliose di voi e vi sostengono anche nei momenti più difficili. In queste ore tanti nostri militari, che ringrazio particolarmente, sono impegnati insieme a tanti volontari nelle operazioni di soccorso e di emergenza nei territori che dalle nostre montagne, in Friuli, in Veneto, in Trentino, sino alla provincia di Palermo ed altre regioni, sono state investite da un'ondata di maltempo, con drammatiche conseguenze di lutti e devastazioni. Ai familiari delle vittime va tutta la vicinanza dell'Italia, a tutte le popolazioni delle zone colpite la solidarietà piena e concreta. Da questa terra, che ha vissuto tragedie immani come quella delle foibe, desidero rivolgere, per concludere, un saluto speciale alle ragazze e ai ragazzi italiani, incoraggiandoli a tenere viva la memoria dei caduti e delle sofferenze della popolazione civile di allora, come antidoto a rischio di nuove guerre. Quei momenti oscuri, il tempo e le sofferenze delle 2 guerre mondiali, a voi ragazzi, coetanei di tanti caduti di allora, sembrano molto lontani, remoti, ma rammentate sempre che soltanto il vostro impegno per una memoria attiva e vigile del dolore e delle vittime di quei conflitti può consolidare e rendere sempre più irreversibili le scelte di pace, di libertà, di serena e rispettosa convivenza tra le persone e tra i popoli. Viva l'Italia unita, viva le Forze Armate, viva la Repubblica, viva la pace! Oggi, per ricordare quelle vittime, mentre altri reparti arrivarono a un mondo della sanità, oggi Molo Bersaglieri. Ricomposte le fila, i soldati d'Italia sfilarono per le strade illuminate a festa, preceduti dalla fanfara, che intonò le campane di Trieste. Vengono ora resi gli onori al Presidente della Repubblica. Onori al Presidente della Repubblica!